Chi non ha potuto o non ha voluto andare sui colli per la scampagnata di Pasquetta ha comunque trovato una serie di eventi per le strade del centro. Nel ghetto torna la manifestazione florvivaistica Il ghetto si mostra fiorir di primavera, con moltissimi espositori presenti sin dal mattino a colorare le strette stradine del centro. La manifestazione, giunta alla sua 24esima edizione, è stata organizzata dall'associazione In Ghetto Padova. Più in là, nel vicino Prato della Valle, organizzata dall'Associazione Commercianti del Centro, c'è Benvenuta Primavera, una mostra a mercato che propone specialità gastronomiche, artigianato locale e la vendita di piante e fiori. La manifestazione, che continuerà sino al 4 aprile, ha visto l'interesse del pubblico. Nel centro dell'isola Memmia, nel frattempo, centinaia di padovani si sono radunati per un picnic alternativo in pieno centro città. Per Pasqua e Pasquetta sono rimaste aperte tutte le mostre e i musei in città con un ampio consenso, soprattutto da parte delle comitive straniere giunte in città per le festività pasquali. Sviscimerciane News, Padova.